Vice brigadiere, quel giorno lei era libero dal servizio, ma non ha esitato a intervenire e a mettere a rischio anche la sua vita, segno che quella dei carabinieri è una seconda pelle che non si toglie mai. Noi facendo questo lavoro qua non guardiamo il pericolo, ma interveniamo per aiutare le persone, è una cosa che abbiamo nel cuore e non esitiamo a fare tutto ciò. A questo proposito, magari un pensiero per i colleghi che sono caduti a Casteldazzano, vista la tragedia che è recente. La vicinanza a tutte le famiglie dei colleghi che sono morti. E ha avuto una dedica speciale per questa benemerenza. A chi? Allora, questa benemerenza la dedico a mia figlia Miriam perché durante l'evento lei era all'interno dell'abitacolo e non ha esitato a dire alla madre chiama il 112, chiama i carabinieri. È una cosa che io gli ho insegnato da piccolo e spero che tutti i genitori facciano questo per far sì che tutti i bambini siano più vicini alle istituzioni. Grazie.